Amici di Radio Guest, un nuovo weekend e un nuovo ospite. Siamo con Marco Osso. Marco, ben ritrovato. Grazie dell'ospitalità, ben ritrovato a te, Igor, è un piacere essere qui. Ricordiamo dove vi trovate, in Viale Palmanova a Udine, là c'è la sede con tantissimi marchi che poi magari andiamo a spiegare. Ma iniziamo subito a chiedere una cosa importante per quanto riguarda la nostra rubrica, perché tratta di eventi, tratta di territorio, però stiamo parlando di auto, quindi Osso Auto, perché fa eventi sul territorio? Quali sono gli eventi sul territorio? O magari se mi puoi citare dove siete partner e perché avete deciso di esserlo. La finalità ultima degli eventi che noi organizziamo, ai quali partecipiamo, è ovviamente di carattere commerciale, siamo un'attività commerciale e questo è il nostro lavoro. Se vogliamo aggiungerci un elemento importante che noi consideriamo nell'organizzare queste attività è la formazione. Mi riferisco in particolare ai corsi di guida, non cosiddetti di guida sicura, ma corsi di guida formativa che organizziamo assieme ad un nostro partner che è l'ABM Sport and Drive, e sono tutte attività volte a preparare i ragazzi, in particolare i neopatentati, alle difficoltà, agli imprevisti, alle casistiche che si verificano nella guida di ogni giorno, insegnando loro come funziona la dinamica del veicolo, quali sono gli atteggiamenti corretti da adottare in tutte le situazioni di pericolo che si presentano. Queste attività vengono svolte periodicamente nel corso dell'anno, gli eventi sono 2 o 3 in tutto l'anno, vengono organizzati sul circuito di Precenicco, vicino Lignano, prevedono la nostra partecipazione con i nostri veicoli, la collaborazione con questa azienda che si chiama BM Sport and Drive, che è fatta di professionisti della guida, si tratta prevalentemente di ex piloti di rally, e invitiamo con la collaborazione anche dell'Automobile Club della sede di Udine, in questo caso, invitiamo i ragazzi che hanno appena terminato o stanno per terminare le scuole superiori a fare una giornata di formazione teorica ma soprattutto pratica, mettendoli nelle condizioni di imparare a comportarsi in un contesto di sicurezza come quello di un circuito. Poi altri eventi che facciamo hanno una sfumatura un pochettino più commerciale, sono le collaborazioni che abbiamo con il mondo dello sport, in particolare con la pallacanestro. Nel nostro caso siamo sponsor dell'associazione pallacanestro udinese, quindi sia maschile che femminile, che partecipa al campionato di serie A2 maschile e A2 femminile. Abbiamo eventi organizzati in collaborazione anche con dei personaggi del mondo dello sport, in particolare del ciclismo. Parliamo di Michele Pitacolo, che è un campione mondiale della categoria paralimpica. Parliamo di Alessandro De Marchi, che è un nostro sostenitore e noto alle cronache in questi giorni proprio perché ha appena vinto una classica con le Tre Valli Varesine, è stato in maglia rosa all'ultimo Giro d'Italia per qualche giorno, ha vinto una tappa. Le nostre collaborazioni spaziano dal mondo dello sport, prevalentemente il nostro ambiente, con la nostra attività, come dicevo prima, legata alla formazione. Ecco, citiamo l'ultimo evento, visto che grazie al quale siamo qua, la collaborazione con Radio Company, perché appunto eravamo in piazza Udine con il Magic Box. Veramente scusate se non l'ho citato. Non importa. Scusate se non l'ho citato, lo davo per scontato, sì, pensavo lo facessi tu. Certo. Siete presenti a 360 gradi sul territorio e ovviamente questa è una grossa operazione di marketing. Negli ultimi anni siamo ormai abituati a sentire a parlare di green, non negli ultimi mesi perché si parla di Green Pass, ma non vogliamo parlare di questo. Il green, cioè tutte quelle attività che hanno un basso impatto di inquinamento. I progetti green di Osso Auto, quindi quali sono? I nostri progetti sono legati da un lato all'offerta di prodotto che possiamo proporre alla nostra clientela, dall'altro alle attività che possiamo noi all'interno della nostra azienda svolgere in un'ottica di conservazione dell'ambiente e di tutela delle nostre risorse naturali. Per quanto riguarda il primo aspetto, ovviamente noi vendiamo delle automobili, le automobili sono in una fase di profonda trasformazione
questi sono anni molto molto vivaci da questo punto di vista. Stiamo assistendo a un passaggio, a una transizione tecnologica verso i veicoli alimentati a batteria piuttosto che a fonti di energia inquinanti, e quindi attraverso i nostri marchi, quelli che noi rappresentiamo, che sono 5, si tratta di Cupra, di Seat, di Suzuki, di Mazda e di Mitsubishi, andiamo ad offrire ai clienti, abbiamo un ventaglio di proposte che spaziano dalle vetture ad alimentazione completamente elettrica a quelle invece che sono elettrificate, e parlo di vetture cosiddette ibride. Ibride possono essere di 3 tipi: l'ibrido leggero, detto anche ibrido mild, ibrido full, che è l'ibrido tradizionale, e l'ibrido ricaricabile, che viene definito PHEV. Questo dal punto di vista del prodotto. Dal punto di vista aziendale, tutto quello che facciamo noi è quello che penso stiano cercando di fare tutte le aziende che hanno un occhio attento al futuro. Si va da piccoli gesti quotidiani come le raccolte differenziate a, non so, lo sviluppo di energia elettrica autoprodotta attraverso sistemi fotovoltaici, a piccole attenzioni nei confronti dei clienti utilizzando la carta riciclata o altre cose che sono magari di minore impatto, ma comunque fanno parte di un progetto che anche la nostra azienda vuole seguire di rispetto dell'ambiente. Parliamo ora di mercato, sentiamo il punto di vista di Marco Osso. Il mercato dell'auto è sicuramente cambiato. Mi sono scritto un appunto negli ultimi 20 anni, magari non serve andare indietro così tanto. Come sta cambiando il mercato dell'auto, ma soprattutto secondo te dove sta andando? Beh, in realtà il cambiamento è stato abbastanza lento fino a circa 10-12 anni fa, poi ha iniziato ad accelerare, ma la svolta è stata nel 2015. Ricorderete ancora il famoso, tristemente noto scandalo del Dieselgate, dove una casa automobilistica è stata messa sotto inchiesta per aver falsificato dei dati relativi alle emissioni. È stato un evento che ha diviso il prima dal dopo. Il dopo è fatto di inasprimento di normative da parte di tutti gli organismi, in particolare quelli legati all'Unione Europea, quindi la Commissione Europea, che ha preso coscienza di un problema del quale prima forse sottovalutava un pochettino la portata. Si è puntato molto di più l'indice sull'aspetto inquinamento, in particolare quel che riguarda le emissioni di anidride carbonica, la cosiddetta CO2, che è causa dell'effetto serra. Quindi le normative che sono state poi adottate sono state sempre di maggior inasprimento mano a mano che passavano gli anni, e tutto ciò ha determinato dal punto di vista del prodotto un cambiamento molto profondo, radicale, costringendo le case automobilistiche, parliamo del nostro ambiente ovviamente, ad una rivisitazione completa dei propri piani. Quindi spostamento, transizione, cambiamento verso l'ecologico, cosiddetto ecologico, che in teoria dovrebbe essere l'elettrico. Molto bene, ora rientriamo all'interno del salone di Osso Auto e andiamo a conoscere il target. Qual è il target al quale si riferisce Osso Auto? Ovviamente quali sono le prerogative aziendali in termini di trattamento e di accoglienza, ma quali sono quindi gli obiettivi nei confronti del consumatore finale? Beh, se parliamo di target, il ventaglio di proposte che siamo in grado di offrire al cliente copre praticamente tutto lo spettro del mercato, nel senso che i nostri 5 brand che noi rappresentiamo, se poi ci aggiungiamo anche le auto usate che possono essere di qualunque altro brand, vanno a coprire un po' le esigenze di quasi tutte le tipologie di clienti. È chiaro che i target sono diversificati in base al marchio, al brand che noi proponiamo, e riescono a dare a qualsiasi persona venga provarci o sia interessata alle nostre proposte una soluzione per le proprie esigenze. Per quel che riguarda invece l'aspetto dell'attenzione, della tutela del cliente, ovviamente è una priorità, è alla base di tutto il nostro lavoro, è quello che guida le nostre decisioni, è il driver più importante di tutte le nostre attività e che orienta le nostre scelte in funzione di quello che poi vogliamo raggiungere. Ma il cliente viene prima di tutto. Il cliente deve essere soddisfatto di entrare in contatto con noi, sia quando acquista l'auto, sia quando poi ne fa la manutenzione. Quindi l'attenzione che è fatta di tanti piccoli dettagli, sfumature particolari che dobbiamo per forza mettere è proprio
quella verso il cliente. Il cliente è al centro di tutto, al centro della scena, è il protagonista e noi dobbiamo essere in grado di offrire un'esperienza al 100% soddisfacente fin dal primo contatto a quando poi negli anni il cliente si rivolge a noi anche solo per fare l'assistenza del proprio veicolo. Sicuramente concetti molto pertinenti quelli di Marco Osso, anche perché ricordiamo che l'auto fa parte della nostra vita, come lo potrebbe essere il telefonino, come potrebbe essere il materasso quando andiamo a dormire o il posto di lavoro. Dobbiamo per forza spostarci con l'auto, ormai credo, dimmi se sbaglio, ma credo che ormai abbiamo un'auto a testa in famiglia, quindi di conseguenza non possiamo farne a meno e di conseguenza è fondamentale stare bene con la propria auto. Io ti ringrazio per il tempo dedicato e ti auguro un buon lavoro a te e ovviamente a tutti i tuoi collaboratori. Grazie. Grazie a te, un ringraziamento a tutti gli ascoltatori e ci sentiamo presto. Grazie ancora.